Bene, bene, in diretta su Radio Milano TV col vostro Elio Crociani, siamo a Malans, siamo in Svizzera e quindi stiamo parlando appunto di questa nuova stella Michelin. È giusto farlo quando siamo in Italia, perché non farlo anche qua? Quindi questa è una novità in un'area che io la chiamo l'area di Andrea Scaminada, cioè qui a Fustenau tutto attorno. Negli ultimi anni, penso grazie anche a lui, ecco, negli ultimi anni devo dire sono arrivate fra Liechtenstein, qui, comunque questa area dei Grigioni, che non è San Moritz, non è comunque le località sciistiche, ma siamo poco distanti, come dire, arrivano queste stelle. Una di queste è arrivata a Molans, quindi il ristorante si chiama Weisskreuz, ecco come qua. bianco. Ecco qua, bene, quindi croce bianca. Ecco, quindi salutiamo gli amici di YouTube. Questo è un altro video che stiamo realizzando, perché insomma è una chiacchierata che va un po' per le lunghe, e quindi abbiamo un po' spezzato in due video, dove comunque vogliamo anche un po' raccontare tutta la Svizzera, anche perché forse questa è l'unica occasione appunto di quest'annata, no? Di questo ultimo anno che mi ha visto assente dalla Svizzera, ma ci ho girato attorno, mi ha fatto molto piacere. Tra l'altro non so se mi è capitato di andare in Savoia, dove al confine con la Svizzera si bevono questi vini che possono somigliare un po' ai vini svizzeri, perché effettivamente il terreno è un po' quello. Ci è capitato sul lago di Annecy di bere questi vini che chiaramente prodotti là costano un po' meno, perché il lavoro costa veramente tanto. Ecco, in Svizzera, ecco perché i vini costano parecchio, ma evidentemente comunque chi abita un luogo ama bere i propri vini, quindi si è un po' nazionalisti, e quindi la Svizzera in questo senso produce il vino comunque sufficiente per tutti, e qualcosa forse appunto esporta. Purtroppo ve ne parliamo, sarebbe bello riuscire a capire qual è un vino che invece si può esportare. C'è un vino che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, di grande qualità. C'è un Pinot Nero, ad esempio, che sì, costa il triplo, ma poi confrontato con un altro Pinot Nero, magari italiano, che costa invece parecchio, come dire, magari con quello svizzero, dovrebbe individuare dei... Noi ne abbiamo bevuto uno buonissimo ieri sera, perché abbiamo parlato di due bianchi precedentemente, quindi un Pinot Grigio e di uno Chardonnay, dove si sente tra l'altro questo territorio. Ecco, si sente che sono vini di qua. Si sente, sì. Ecco, c'è una caratteristica particolare, sono vitigni internazionali noti, ma in realtà c'è questo territorio che dà dei vini molto secchi, non so che termine si può usare per questa tipologia di qui a Molans. Come si chiama la zona? La zona si chiama Bündner Herrschaft. Che non ha traduzione. Non ha traduzione. È un nome un po' difficile da... Proprio i vini della Bündner Herrschaft. Della zona grigione. La zona, si potrebbe dire la zona di Coira, è giusto? È pronunciato bene? Cioè, sì. Lasciamo stare. Coira. Rimaniamo su Coira. È scritto comunque CHUR, ecco, normalmente nelle mappe. Ecco, quindi sono vini di quest'area dove il Pinot Noir viene particolarmente bene. Mi sembra, se il Ticino è famoso per il Merlot, qua... E qui per il Pinot Noir. Ecco, quindi cosa abbiamo bevuto? Avete bevuto un Pinot Noir di Rolf Lampert, è un veramente produzione molto piccola, 300 bottiglie lui fa. Quindi noi abbiamo avuto l'onore di bere una bottiglia, perché ce la siamo bevuta, pensavamo di berci la metà oggi, anche perché un po' di aria era bene che la prendesse, insomma. Questo vino in realtà non gli abbiamo dato questa occasione, però abbiamo visto un miglioramento comunque nel giro dell'ora, no? Dall'inizio effettivamente migliorava, e abbiamo trovato molto interessante. Tra l'altro la coincidenza vuole che il sommelier, si chiama così? Sì. Sommelier. Ecco, il sommelier che sta arrivando, immagino. Sta arrivando, arriva, sarà presto qui per il pranzo. Ecco, è il nipote, il figlio del produttore. Il figlio proprio. Ecco, quindi abbiamo bevuto insomma un Pinot Noir di 10 anni, una bottiglia insomma importante. Importante, sì. Ecco, quindi un buon vino, e quindi anche come dire, i vini sono degni di nota.
Poi cosa abbiamo provato del nostro chef Stefan appena stellato? Eccolo qua. Ecco, lei non parla italiano, lo mandiamo in Ticino, lo mandiamo a fare piccolo giro, sì. lo mandiamo ad Ascona. Ma a lui piace molto fare anche il pesce. Ha trovato un pesce d'Alaska. Ecco, quindi ecco cosa si tratta di perché me l'hanno tradotto come luccio nero, però penso che sia un merluzzo nero, è un baccalà praticamente di grande qualità e devo dire cucinato, devo dire in maniera perfetta, è bellissimo. Ecco questo piatto, anche perché la pelle viene cotta chiaramente, non so se separatamente, se lo possiamo chiedere, la cottura della pelle del... In the hot, in a hot butter, it's arrostina. Nel burro abbastanza caldo ha messo solo la schiena. Ecco, la schiena, che sarebbe questa appunto pelle, e l'effetto, non dico che sembrava tigrato o qualcosa del genere, un effetto particolare che infatti mi ha un po' spiazzato, e effettivamente però certe volte quando si usano questi termini c'è comunque qualcosa di simile, ad esempio passando da, non so se conosci, scallops, Sì. si chiamano in italiano, si chiamano cappessante. Ecco, allora molte volte nei menù vanno a finire, qualcuno sono talmente grandi che passano per scaloppina. Scaloppina è un piatto, appunto, scallops e scaloppina, perché certe volte queste cappessante diventano effettivamente, insomma, un po' troppo giganti. E quindi ci sono, quindi anche nel luccio, il luccio è un pesce di acqua dolce e di lago, e quindi il luccio perca, che in francese si chiama cendre, non so se qualche... Ecco, il cendre è il luccio perca. Ecco, è il luccio perca che è comunque di acqua dolce. Sì. E ha comunque delle caratteristiche vicine a questo, quindi si riesce a preparare nello stesso modo, quindi guardare questo pesce, che chiaramente non deve essere rovinato, perché chiaramente il chef, ecco, certe volte non devono cuocere troppo, perché magari il prodotto è talmente buono, quindi devono saperci fare. In questo caso il piatto di cui si vanta il nostro chef, come dire, era veramente perfetto, un'opera d'arte. Ecco qua, bene. Quindi abbiamo il Wagyu, che è una carne, un manzo, quindi grande qualità. Nel vostro caso arriva il Wagyu, è giapponese, australiano, da dove arriva? Si fa qua in Svizzera? The Wagyu come from Spain. Questo arriva dalla Spagna. Ecco. Special farmer in Spain, and we become produced from the label Dubno. It's the best label for this meat. Ecco, quindi importato, si può tradurre quello che ha detto, quindi sono chiaramente dei manzi in Spagna che vengono massaggiati con questa appunto tecnica. Anzi, devo dire, il piatto non costa neanche tantissimo, perché i piatti, questo ecco, non è un piatto, nonostante sia la carne più costosa che ci sia in qualsiasi menù, diciamo che in Francia nei 3 stelle Michelin, comunque un piatto che va via a 150 euro, qui ve la cavate con 75 franchi. C'era poi un mio amico che scherzava, il caro Elvio Pieri, che diceva: sono andato a lavorare in Svizzera e mi hanno dato, non so, 75 franchi, che praticamente in italiano è pochissimo. 75 franchi perché erano lire, ecco, un tempo, mentre adesso, essendo comunque, mi sembra, il franco francese, essendo, come dire, vale meno, poco meno appunto dell'euro, molto probabilmente mi sembra di capire che è un piatto che con una cinquantina di euro, ecco, si può apprezzare, ma siamo chiaramente di fronte a una materia prima molto interessante. Dov'è quel black code? Dove ce l'abbiamo? Qui ecco. Il black code. Ecco, c'ha due prezzi, quindi c'ha due versioni. Più piccolo, ecco, quindi abbiamo delle mezze porzioni, ecco, perché nel menù praticamente, se ho capito bene, c'è un prezzo totale di un centinaio appunto di franchi svizzeri,
e dove è incluso chiaramente la piccola, carne? la piccola. Ah, la Ecco, piccola, sì. immagino la Sì. piccola, ecco, quindi, Sì. però alla carta si possono scegliere questi piatti, Uno o due, sì. si possono scegliere e quindi diciamo la carta è stata snellita parecchio perché chiaramente ci sono i piatti che fanno parte del menù che possono essere anche ordinati, poi ci sono quelli, ci è capitato che invece fanno il menù e quei piatti sono solo nel menù, cosa che non accade qui al Weiss-Kreuz, quindi è proprio tutto inglesizzato, sembra quasi di dire Cross, che è il comico appunto italiano, non so se è famoso anche qua, non penso. Ecco, bene, bene, altre cose, beh, abbiamo intanto la pasticceria, però lei mi diceva una cosa prima a colazione, io ho fatto una colazione veramente da re, che poi qui il re con l'Epifania che sta arrivando non sarà festa, è mezza festa sabato, Mezza ecco, quindi festa non sabato, è, sì. La non festa è dei tre re. la festa dei Re Magi. Ah, ecco, adesso tutto torna. Festa dei Re Magi perché i Re Magi praticamente videro, no? La stella cometa, videro luccicare, partirono dai loro paesi e andarono a riconoscere Gesù bambino, una sorta di piccolo Buddha. Sì. Sono andati Sì. e hanno detto, sì, Gesù, Dio cioè è l'erede di Dio, cioè Dio Sì, ecco, sì. che è nato perché evidentemente insomma doveva nascere, ecco, non si sapeva bene dopo, questa luce chiaramente ha portato i Re Magi, ecco perché poi si festeggia l'Epifania, ma voi della Befana non sapete nulla della scopa, nulla, No. niente, ecco, quindi è una signora che arriva, anziana, che porta appunto i regali, appunto i bambini, ma naturalmente è una cosa molto, molto italiana perché in realtà è il riconoscimento di Gesù che sarebbe nato il 25 dicembre, qualche giorno prima, il tempo che arrivassero i Re Magi, perché arrivavano dall'Asia Minore, ecco, quindi ho dovuto fare un lungo viaggio, ai tempi non c'erano gli aerei, ecco, quindi non c'erano né treni né neanche il TGV, no? O comunque ecco, non era possibile, arrivarono un po' a rilento, ecco, quindi ci misero molto probabilmente 2 settimane da Natale all'Epifania, questa è la festa appunto dei re magi. E cosa succede? Visto che noi ce l'abbiamo qua, abbiamo un dolce che è ancora lì e mi hanno assicurato che dentro a questo C'è dolce dentro nascosto un re. Un piccolo c'è un re magio, Sì. ecco, che non si È mangia, una il re persona magio non te lo che- mangi, quindi, che ecco, trova quel re e il re per un giorno. perché dipende dalla fetta, Sì? ecco, quindi tagliandolo poi... O solo coi mani? Quindi il pasticcere in questo caso lo deve mettere bene, Sì. deve ecco, collocarlo in una posizione in maniera che Che chiaramente non si sia mangi, appunto sì. una sorpresa. È chiaro che il coltello potrebbe beccare, però chiaramente questa è la casualità. No, io stavo facendo questo discorso perché lei diceva che suo marito, grande chef, diceva che questi dolci li devono fare al forno e alla pasticceria perché lo chef deve fare altre cose. Sì. Lui ha sempre detto questo. Ecco, noi prendiamo atto, però deve avere anche la modestia di andare a prendere nella migliore pasticceria come lei ha fatto questa mattina, diciamo sinceramente, c'è questa colazione da re molto bella che è stata allestita proprio alla carta, diciamo, è stato sì, un buffet solo per un cliente dove si trova tutto questo ben di Dio, tutte queste cose che lei è andata ad acquistare alla buon'ora stamattina, Sì. ecco, quando era praticamente buio, notte fonda, perché evidentemente qua è così, non so a quale latitudine siamo, comunque insomma rispetto a dove arrivo devo dire ha fatto giorno, anzi devo dire sta tardando anche a splendere il sole, oggi forse è una giornata di neve e bene, ecco, quindi questa è una cosa interessante, ma è vero anche il contrario, nel senso che lo chef oggigiorno invece è specializzatissimo nella preparazione di pane, perché comunque bisogna averli, ecco, quindi Sì. il pane va fatto. Non so se il nostro chef si è adeguato, no, essendo più giovane, ecco, magari questo si faceva una volta, questo di non fare il pane, sì. di non fare pasticceria. Lui Chiediamolo a forse- Stefan, se è uno Lui- chef che lui magari gli chiama- facciamo fare le colazioni. Al Broodbach, un patisserie. There's no problem. A lui piacerebbe, ma ci sono pochi cuochi per fare tutto per gestire. quello, sì. Quindi è È tanto lavoro e ci vuole una persona
quasi in più. Certo, no, effettivamente, adesso chiaramente per la seconda stella, molto probabilmente è la terza, poi dopo, chiaramente adesso c'è tutto il tempo, adesso vi dovete godere questa nuova stella Michelin, mantenere questa stella e magari osare, visto che siete in una casa molto, molto interessante. Fra i dolci, cosa abbiamo provato? Ecco, poi c'è una carta di dolci, sì, che qui non c'è, no, a parte. È un'altra ecco. carta, sì. Lo porto dopo. Sì. Tanto scritto in tedesco non capireste nulla. C'era una sorpresa di pina colada. Ah, sorpresa di pina colada. Che ha mangiato il suo collega. Ma alla fine abbiamo fatto 50-50, abbiamo assaggiato. 50-50, Sì, okay. abbiamo... C'era dentro un po' di ananas. E questo si chiama, quindi, così come ha detto lei? Sorpresa di pina colada. Sì. Ecco, quindi una sorta di cocktail che invece nell'aperitivo sì. Arriva appunto alla fine. E poi invece l'altro dolce. Era un brownie. Das hast du für ihn gemacht, ich will das. Pina colada? Zusammen. That was the Brownies. surprise with the macaron. Ecco, c'era un macaron Cranberries, grande, cranberries and Valrhona chocolate. Varrona che è il cioccolato di Lione. Of brownie. Chocolate brownie. Facciamo introdurre. And Il brownie è quel piccolo cake americano. Questo è un dessert, uno dei deliziosi dessert. Adesso io ne vedo uno che si chiama Käsevaration, non so come la pronuncia. Questo ad esempio. Questo era il formaggio. Ah, ecco, perché in realtà poi i dessert iniziano con i formaggi. Il carrello è stato mandato anche lui in pensione, c'è la casa suo marito, ecco, pronto comunque a tornare appunto in pista, e quindi lo chef ha preparato una composizione, devo dire, niente male, perché chiaramente anche i formaggi possono essere presentati in un certo modo, perché magari col carrello si finisce per metterli chiaramente semplicemente sul piatto, però ecco, riescono a fare, devo dire, belle composizioni di chef. Chiaramente il massimo sarebbe come prenderli, sceglierli dal carrello, e lo chef Li mette belle. esatto, in Val d'Aosta è capitato che al confine con la Svizzera è capitato appunto questo, e devo dire è piacevole. Ieri sera abbiamo quindi visto e mangiato questi formaggi. Sono locali? Sono svizzeri, sì, non locali dalla zona qui, ma dalla Svizzera interna. Ecco, e sono soprattutto di capra, mi è sembrato di capire. Due di capra, una di... come si chiama? Non capra, l'altra. La mucca? La mucca Come la sì. pecora? E la pecora. E la pecora. Sì. Ecco, quindi la cosa simpatica è che ci sono anche i bleu di capra, insomma, ci sono anche erborinati di capra, quindi ecco, devo dire una bella selezione, completa un po' questo menù che poi ha allietato. Avete anche vini da dessert in questa zona, si fanno? Anche da qui fanno un vino da dessert, piuttosto sauternes. Ah, simile, quindi un muffato, Sì. piuttosto che un passito. Ecco, quindi... Molto buoni anche. Quindi sono praticamente bianco. Bianco, sì. Ecco, quindi è bianco sul... C'è uno anche rosso. Rosso... rosso piuttosto come un porto. Ah, quindi con un'aggiunta di alcol. Sì, ecco, quindi sì. una leggera... che si usa quale vitigno? Cosa si usa? Anche Pinot Noir. Ah, ecco! Sì. Ecco, perché poi non è che si beve nel dessert il vino dolce che arriva da Pinot Noir. Forse a me non è mai capitato, anche se, come dire, ho avuto modo di apprezzare, non so, il Merlot, che è un altro, come dire, vino che difficilmente si trova, ma esiste. Ecco, quindi poi in Ticino lo fanno anche bianco, spumante, sì. Essendo una grandissima produzione, chiaramente con ogni vitigno puoi fare qualsiasi cosa, un bianco diventa rosso, rosso diventa bianco, però è interessante questo Pinot Noir, quindi tipo porto. Ecco, questo penso sia molto, molto interessante. Lo scopriremo perché noi saremo in diretta anche domani mattina, noi approfittiamo chiaramente dell'ospitalità qui di Malans, anche perché vorremmo vedere dove siamo, dove ci troviamo. Visto all'arrivo una cosa che può interessare chi ci segue, ogni tanto un po' di gossip ci vuole, ho visto un outlet.
Ah sì, un grande outlet. Ecco, quindi outlet dove... outlet cosa significa? Visto che stanno arrivando gli sconti, immagino anche qua in Svizzera con l'Epifania, con i Re Magi, no? Con il 6, con il sabato, ecco, partono gli sconti, anche qua ci sono gli sconti. Ci sono i sconti, ma questo outlet c'è tutto l'anno. Ecco, questo ha sempre sconti. Sempre sconti. Quindi fra un po' sconterà quello che era già scontato, immagino. Magari riusciamo anche a comprare qualcosa trovando sempre quelle occasioni di cui vi dicevo prima. Ci potrebbe essere un vino svizzero che sì, costa molto, ma comunque è buono. Ad esempio io so che in Ticino c'è il Quattro Mani. Lo conosci? Lei sa di cosa sto parlando? Che è un insieme di Merlot di grandissimo livello e secondo me è molto meglio del Massetto, famoso vino italiano, il vino più costoso italiano, e magari per voi non è molto costoso perché costa 1.000 euro, praticamente saranno 1.250 franchi per loro, cosa vuoi che sia, ecco, gli svizzeri tanto, ecco, quindi potremmo chiedere quanto guadagna uno chef, ma ve lo chiederemo più avanti, ecco, quando arriverà qui magari anche una seconda stella, vediamo un po' cosa succede. Quindi noi vi salutiamo da Malan sperando che sia andata bene piuttosto che male, e quindi l'appuntamento è a domani, e qui chiudiamo il collegamento YouTube. Un saluto da Peterman e Stefan.